anche a Rio di Ponte San Nicolò il DM Componenti festeggia il proprio obiettivo raggiunto. La società puntava alla permanenza in Serie D e dall'ultima giornata è arrivata la certezza di poter prendere parte anche il prossimo anno ad una categoria regionale. È stata una stagione molto sofferta, sicuramente speravamo di riuscire a mantenere una posizione di metà classifica stabilmente, abbiamo avuto veramente una serie di vicissitudini pesanti che non ci hanno permesso di farlo. Abbiamo ottenuto la salvezza solo all'ultima giornata, già prima della partita sapevamo di essere salvi a causa del risultato del pallavolo Spinea contro il Tragarofani, quindi abbiamo potuto giocare un po' più rilassati. Comunque insomma alla fine con questo risultato chiudiamo il campionato al 7° posto, diciamo che la posizione è in linea con i programmi, magari a metà marzo essere già salvi non sarebbe stato male. Situazione pericolante, ma alla fine salvezza meritata. Ecco come giudicano le atlete il risultato di fine campionato. La stagione è stata un po' tormentata per quanto riguarda il livello del gruppo di quest'anno. Infatti siamo partite in 15 e ci siamo trovate alla fine in 8. Per vari motivi certe ragazze sono rimaste a casa, hanno deciso di non giocare più con noi. Comunque noi in queste ultime 2 settimane soprattutto ci siamo molto affiatate, abbiamo trovato una nuova sintonia, abbiamo provato schemi di gioco nuovi e tutto per volere questa salvezza, la volevamo fino in fondo, lo voleva la società, l'allenatore e anche noi soprattutto. Ciò che è certo è che nonostante le defezioni, le atlete rimaste hanno dato il massimo per portare DM Componenti all'agognata salvezza. Molto sofferta, devo dire, combattuta, comunque giocata al meglio delle nostre possibilità, sia fisiche che mentali, e nonostante le perdite che abbiamo avuto nel corso della stagione, insomma è andata anche bene, ci siamo fatte abbastanza onore. Anche il Rio festeggia la permanenza in Serie D con un gruppo che è partito assieme qualche stagione fa, rispettando i programmi societari. Abbiamo perseguito questa strada già 5 anni fa e questa è la risultante. E l'obiettivo minimo che ci siamo posti inizio campionato è stato raggiunto, anche se è l'ultima giornata, però questo non è importante. È importante comunque per noi mantenere questa categoria che ci permette di farci vedere belli in tutto il Veneto. A Rio la prima squadra è immagine di un movimento giovanile molto ampio. Il pubblico è perciò numeroso e formato spesso da atlete del giovanile. Ebbene sì, il pubblico è sempre stato presente durante tutta la stagione e soprattutto nei momenti più difficili, non ci ha mai abbandonato. Anche le ragazze del giovanile sono sempre state presenti sia da un punto di vista proprio di pubblico, che comunque ci davano una mano quando l'organico era in difficoltà o comunque era diminuito per varie cause, insomma. Sì, sono sempre state presenti e effettivamente il giovanile inserito in una squadra di questo tipo ha la possibilità di crescere sia da un punto di vista tecnico, di esperienza, ma anche proprio di gruppo e di senso dello sport. Anche il presidente del settore pallavolo della Polisportiva accoglie con grande entusiasmo la salvezza conquistata. Questa salvezza io la dedico e ringrazio tutti i collaboratori, tutti i dirigenti, i sponsor soprattutto, che sono sempre necessari, e anche i tifosi, perché oggi l'ho visto un bel tifo e numeroso e spero che ci possano seguire anche per i prossimi anni. La Polisportiva Rio non si ferma però qui. Questa società si caratterizza ogni anno per l'elevato numero di eventi che organizza d'inverno ed estate. Progetti, chiaramente portare in prima squadra le ragazze di Vaio l'anno 18, che ne abbiamo interessanti, e poi abbiamo l'estate davanti con tutti i tornei estivi. Noi ne organizzeremo uno proprio di leva giovanile qui a Roncaglia, di Ponte San Nicolò, il Ponte Green Volley, per ragazzini dell'Under 12, 13 e 14. Il 7 giugno qui nel campo parrocchiale di Roncaglia.